Buongiorno. Il Giorno della Memoria è stato istituito attraverso una legge del Parlamento italiano nell'anno 2000. All'articolo 1 la legge dice: la Repubblica Italiana riconosce il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, Giorno della Memoria, al fine di ricordare la Shoah, cioè lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Questo dice la legge all'articolo 1. Quest'anno, per ricordare il Giorno della Memoria, per celebrare a modo nostro questa giornata, non abbiamo preso in considerazione la storia di un gruppo di ebrei in un campo di concentramento, come solitamente si fa, né la storia di un giusto che ha messo la propria vita a repentaglio per salvare migliaia di altre vite. Ma abbiamo scelto un argomento particolare, è la storia di migliaia di ragazzi, 300.000, che sono stati uccisi in Germania durante il periodo nazista perché avevano delle imperfezioni, erano imperfetti, secondo il modello, l'ideale di uomo e di donna tedesco. Avevano cioè semplicemente dei difetti di natura fisica o soprattutto di natura psichica, o erano dei discoli, dei ragazzi indisciplinati, dei ragazzi che andavano male a scuola. Questi sono i motivi per cui questi ragazzi sono stati eliminati. In che modo sono stati eliminati lo sentiremo raccontare in un servizio realizzato dall'attore Paolini più di qualche anno fa all'interno di un vecchio manicomio di Milano. Il titolo di questa opera è Ausmerzen. Ausmerzen è il termine tedesco con cui si indica l'eliminazione all'interno di un gregge degli animali più deboli. E questo è il termine con cui si indica la selezione della razza che viene fatta nel caso di uomini e di donne, eliminando quelli che sono ritenuti gli animali imperfetti. Consentitemi di usare questo termine. Questa vicenda, iniziata prima del nazismo e finita dopo il nazismo, viene chiamata anche Action T4. Di tutto il servizio realizzato dall'attore Paolini noi abbiamo scelto alcune scene, in tutto 40 minuti, perché sia data la possibilità poi, all'interno di quest'ora e dell'ora successiva, eventualmente con i vostri insegnanti, di riflettere sui molti temi, sui molti interrogativi che questo tema, che questo argomento propone. Grazie. Ausmerzen. E il suono è dolce. Ausmerzen. Viene da marzo, la radice del verbo. A marzo è una parola di pastori, sa di terra, senti l'odore. Prima della transumanza, gli agnelli, le pecore che non reggono la marcia, vanno soppressi. Ecco, stasera la storia di uno sterminio di massa, di cui si parla solo ai convegni di psichiatri, conosciuto come Action T4. T4 è un indirizzo di Berlino, la strada del giardino dello zoo,
Tiergartenstrasse numero 4. Azione T4 ha ucciso e in gran parte passato per il cammino circa 300.000 vite umane indegne di essere vissute. Questi cominciarono a morire prima però, prima dei campi di concentramento, prima degli ebrei, prima degli zingari, prima degli omosessuali, prima dei comunisti, e continuarono a morire dopo. Sì, dopo che tutto era finito. Siamo in Germania, nel sud, in Baviera, a luglio. La città si chiama Kaufbeuren, la provincia è la Sassonia. C'è un edificio più grande degli altri in quella città e ha la facciata dipinta di nero. Beh, i bombardamenti sono finiti da pochi mesi. Davanti alla facciata dell'edificio un cartello: luogo per sanare e curare. Wird irgendetwas mit mir geschehen? Probabilmente nella foto non c'è, ma in quel momento ce n'è un altro che dice zona infestata da epidemie. È un ospedale psichiatrico, l'ospedale di Kaufbeuren-Irsee. Qui, in questo paese idilliaco, ogni cittadino era perfettamente informato del fatto che esseri umani venivano utilizzati come cavie, massacrati sistematicamente. I responsabili e i collaboratori passivi non sono in alcun modo coscienti dei loro crimini. Si tratta di tedeschi, non di nazisti, tra loro anche alcune suore cattoliche. La capoinfermiera ha confessato senza coercizione di aver assassinato approssimativamente 210 bambini nel corso di 2 anni con iniezioni intramuscolo. Ha poi semplicemente chiesto: Wird irgendetwas mit mir geschehen? mi succederà qualcosa? Ogni monello, ogni bambino di quella cittadina sapeva. Se gli chiedi che cosa fanno lì, ti risponde: das ist, wo sie umbringen. Lì è dove uccidono. Il dottore Valentin Faltlauser, direttore dell'istituto, è stato arrestato. L'infermiera capo del reparto pediatrico è stata arrestata. Ha ammesso stamattina di aver ricevuto per questa attività extra un compenso di 35 marchi al mese. L'ultimo bambino ucciso è stato da lei avvelenato il 29 maggio 1945, 33 giorni che le truppe americane ebbero occupato Kaufbeuren. La cartella clinica di questo bambino di 4 anni ce l'abbiamo. Allora Hitler è andato al potere nel 1933. Siamo nel 45, sono 12 anni, è successo tutto lì? No. Per raccontare questa storia devo andare un po' indietro, almeno alla Belle Époque, un secolo fa. La Belle Époque è luce. Prima le città si illuminano di acetilene e subito dopo di energia elettrica. Dal buio la luce. Progresso significa cavalli a vapore che corrono e uniscono gli spazi, significa il cinematografo, i raggi X, i viaggi organizzati, ma anche l'aspirina è stata scoperta nella Belle Époque. Einstein ha formulato la teoria della relatività nella Belle Époque, ma per noi la Belle Époque continua a restare la Tour Eiffel. Perché? Perché le belle. Oh sì, il razzismo non è mai nuovo. C'è da prima. Sono idee antiche, ma alla fine dell'Ottocento queste idee antiche trovano una conferma razionale nella scienza. Guarda dove va l'evoluzione della razza umana. Mai c'è stato un tempo in cui gli scienziati sono diventati sacerdoti del futuro come quello.
Mai un tempo così privo di dubbi. È anche un tempo in cui la scienza galoppa. Certo, c'è Darwin, ma c'è anche il cugino di Darwin. Lo conoscete? Si chiamava Galton. Lo ricordiamo perché Galton ha battezzato una scienza, l'eugenetica. L'eugenetica, la scienza dell'ereditarietà. Si guardava intorno Galton e si chiedeva perché ogni tanto ne nasce uno sbagliato. L'ideale eugenetico di Galton è la pupa e il secchione. Incrociare le belle con gli intelligenti e obbligarli ad accoppiarsi per migliorare la razza umana, ma è difficile che funzioni così. Sai, uno vuol scegliere e allora almeno si può impedire che quelli sbagliati si riproducano. Questo è l'eugenetica, la filosofia scientifica che autorizza a sterilizzare qualcuno perché non si riproduca. Sono idee, ma queste idee pian piano producono la selezione dei caratteri voluti e non voluti. Significa in pratica decidere chi vogliamo e chi non vogliamo. Queste idee galoppano. Beh, negli Stati Uniti d'America la sterilizzazione porta già negli anni 20 a 250.000 persone trattate. Nell'Europa, nella Germania, questo accadrà un po' più tardi, negli anni 30. Però è fondamentale per capire quello che succede in Germania negli anni 30 un evento, una crisi di portata mondiale, la crisi economica del 1929, che in America spinge la gente come uomini e topi sulle strade, perdendo il proprio lavoro, la propria dignità di esseri umani. Ma anche nella civile Europa quella cosa spazza via le fragili democrazie e mette la gente, chi magari il posto di lavoro non lo perde, ma con quel lavoro, con quel salario non compra più niente. Inflazione galoppante. Con l'intero salario compri il biglietto del tram oppure un uovo e la mattina dopo il costo dell'uovo è raddoppiato. Non basta una valigia di soldi, ce ne vogliono 2. Ti conviene spendere subito. Se spendi subito la domanda aumenta, l'inflazione corre, galoppa. Cosa c'entra? Se in una situazione in cui tu non hai più soldi per badare alla tua famiglia, qualcuno ti dice che a spese dello Stato vengono mantenuti impunemente all'interno delle strutture sociali pubbliche persone che non lavorano ma mangiano, la cosa non ti sarà indifferente. Beh, tutto questo diventa più difficile da sopportare nel momento in cui devi stringere la cinghia. Un pazzo Ein Geisteskranker costa allo Stato kostet täglich etwa 4 Reichsmark. 4 marchi al giorno, Ein Krüppel uno storpio 5 5,50, Reichsmark 50. un criminale Ein 3,50. Verbrecher 3 Reichsmark 50. E in molti casi un In impiegato vielen Fällen statale hat ein Angestellter kaum guadagna 3 3 marchi e Reichsmark 50 per 50 ogni componente della und sua ein famiglia. ungelernter Arbeiter Un operaio non noch specializzato, 2 Reichsmark meno di auf 2. den Kopf der Familie. Secondo un calcolo Nach approssimativo, vorsichtigen Schätzungen in Germania sind gli in epilettici, Deutschland i pazzi, gli 300.000 schizofrenici Geisteskranke, sono Epileptiker und so 300.000. weiter in Anstaltspflege. Calcoliamo quanto costano Was kosten questi diese jährlich bei einem Satz a un von costo 4 medio di 4 Reichsmark? marchi. Wie viel Ehestandsdarlehen Quanti zu je prestiti 100 di 4 Reichsmark di könnten 100 von diesem marchi alle Geld coppie di giovani jährlich sposi ausgegeben werden? si ricaverebbero all'anno con quella somma? La risposta è un numero per il bambino che ha fatto il problema e una bestemmia per il papà che lo ha aiutato. C'è un'idea che si è fatta politica. Hitler va al potere nel 1933, a gennaio. Nel mese di giugno il suo ministro Frick annuncia che in giro ci sono 500.000 cittadini geneticamente inaccettabili. 1 milione di persone mangiano a sbafo. 1 milione di persone sono in carico alla società, sono in carico alle forze buone della società.
Il 14 luglio del 1939 si vara la legge sulla sterilizzazione. Lo stesso giorno si aboliscono i partiti. Così la prima cosa ad essere sterilizzata è la democrazia, che non si riproduca, non si sa mai. Vengono istituite di seguito 181 corti genetiche che devono esaminare le posizioni. Chi va all'esame delle corti genetiche? Beh, tutte le persone che hanno patologie ereditarie. La questione è l'ereditarietà. C'è l'idea che molte malattie siano ereditarie, quindi bisogna tagliarle sul nascere. Perché? Per pulire il sangue. Da cosa? Il sangue di una nazione dipende dalla salute, dall'igiene dei suoi abitanti. Quando un evento come la guerra mondiale massacra una generazione, chi muore sui campi di battaglia? Gli eroi. Chi sopravvive? Gli inutili. I sani sono meno, non ce la fanno a reggere il peso degli altri. Questa macchina è fatta anche di documentari di tipo scientifico che vengono messi in produzione in quegli anni, che servono a diffondere all'interno dell'ambiente medico-scientifico i principi eugenetici. Da una parte vanno i tribunali delle corti genetiche e in un anno, nel 1934, esaminano 96.000 casi e sterilizzano 70.000 persone. Ma cosa credete che sia un giochetto sterilizzare? C'è un indice di mortalità dell'1%. In questo clima, in questo manifesto, lo vedete, c'è l'orgoglio dello sforzo di una nazione, ma a fianco ci sono le bandiere delle altre nazioni che stanno già facendo questo. Chi ha sterilizzato i disabili? I malati di mente? La Svezia, la Danimarca, la Norvegia, la Svizzera, gli Stati Uniti d'America lo hanno già fatto, ci sta pensando il Giappone, dice quel manifesto, lo farà anche la civile Inghilterra. In Germania in quegli anni, al ritmo di 50.000 all'anno, si sterilizzano 400.000 persone. Poi praticamente il numero crolla verticalmente, diventa quasi zero, ridicolo, dal 1939 in poi. Si smette di sterilizzare. Perché? Perché siamo pronti? Per fare quello che nessuno ha ancora fatto. Ausmerzen. Eliminare chi rallenta la marcia. Il 18 agosto del 1939, insieme Conti manda ai medici di famiglia e alle ostetriche una circolare che ha quella sigla scritta sul muro 4B3088/391079. È una circolare riservata in cui si chiede a tutti i medici di famiglia e alle ostetriche di segnalare le nascite di bambini mentalmente ritardati o malformati con malattie ereditarie. Non ne deve scappare uno. Se Erode fosse stato più organizzato. Difficile leggerlo. La lingua? Il segno di matita? Questo è stato tracciato da Victor Braque in una cella a Norimberga durante il processo per crimini di guerra a cui è stato sottoposto. Questa fa parte della sua deposizione giurata ed è la ricostruzione della struttura che era stata creata.
Adesso avete visto semplicemente un foglio. Da questo momento in poi voglio farvi capire quello che ho capito io, di come funzionava, ma credetemi, non è facile. Però, allo stesso tempo, è terribilmente semplice. Come agisce T4? Immediatamente, dopo la action dedicata ai bambini, qualcuno fa presente al Führer che bisognerebbe aprire anche il canale per sopprimere i malati di mente, molti dei quali sono già sterilizzati, ma stanno continuando a mangiare, viva Dio! E dunque bisogna operare direttamente, passando dalla sterilizzazione all'eutanasia. Ed è così che accanto all'azione fatta sui medici di famiglia e sulle ostetriche, comincia quella verso gli psichiatri e i direttori degli ospedali psichiatrici, a cui viene chiesto di inviare le liste di tutti quelli che sono improduttivi, inguaribili e che quindi non sono utili. Queste liste di persone vanno dove? Nello stesso indirizzo dove stanno arrivando le liste dei bambini. Tiergartenstraße numero 4. Le liste dei neonati vengono esaminate da medici, le liste dei malati di mente esaminate da psichiatri e via via un comitato scientifico crea la base di un censimento della popolazione su cui fare quella cosa chiamata trattamento. Al tempo stesso qualcuno si chiede: dove lo facciamo? Voglio dire, ammazzare non è uno, ci vorranno dei luoghi. Ex manicomi, ex carceri, ex istituti per anziani. Innanzitutto da questi posti mandata via la gente si mettono recensioni, si mettono cartelli che dicono che la zona è infestata da epidemie, si fa in maniera che nessuno vada a curiosare. Poi in alcuni di questi, Grafenegg, Brandenburg, Bamberg, cosa sono? Questi sono i luoghi dove hanno imparato a fare le cose. Perché scusate, ma non è facile ammazzare. C'è un modo, si sbaglia anche, bisogna fare pratica ed è meglio non farla davanti ad occhi indiscreti. Questi luoghi sono luoghi isolati all'inizio, in maniera che non si veda quello che succede. Da un certo punto in poi non serve nemmeno più scegliere dei luoghi isolati e scrivere zona infestata da epidemie, perché la brava gente con il tempo si abitua. Siamo capaci di abituarci a tutto. Il posto che ho nominato per primo, Brandenburg, è un ex carcere nel quale si fanno le prime iniezioni ai bambini e nel quale si sperimentano le camere a gas. E tutto viene segnato, tutto viene indicato nei rapporti per spiegare come si fa. Si comincia a scrivere quanto tempo ci vuole perché quella gente muoia. Bisogna osservarli e sapere come va fatto. Perché Action T4, a differenza dell'Olocausto, non è esercitato da gente indifisa con la fascia da SS, da gente con i mitra spianati. Nella civile Germania i medici di famiglia sono un'istituzione statale, sono medici e funzionari e sono capillarmente diffusi nella nazione, più delle poste. Se viene qualcuno con la divisa a casa mia e mi chiede di consegnare mio figlio storpio, lo faccio correre con i cani, ma se viene il mio medico di famiglia a dirmi che lo Stato ha trovato delle cure pericolose
ma che offrono una speranza a chi speranza non aveva. Mettiti al posto di quel genitore. Non vorresti avere una speranza che non hai ancora avuto? Vengono creati dei consultori, sono 22, per il trattamento esperto delle malattie ereditarie, consultori nei quali i genitori possono portare i loro bambini, andarli a visitare, vedere che sono luoghi dove ci si prende cura di loro. Ma poi c'è lo scatto successivo. Raccolgono i bambini che poi vengono trasferiti in luoghi lontani da quelli di nascita e da quelli in cui insomma stanno risiedendo i genitori. La stessa cosa, nello stesso modo, con indirizzi leggermente diversi, accade per i malati di mente. Se ne ordina il trasferimento. Ma in ogni caso, questi psichiatri, questo nucleo di psichiatri prende in esame cartelle di pazienti che non conosce, ma che ci sono stati a loro segnalati. Le cartelle cliniche per l'eutanasia di Stato. Cartelle cliniche che vengono affrontate con una penna bicolore. Ciò che viene chiesto a luminare è mettere un segno, più o meno. Che cosa vorresti? Se ti danno il più, sei promosso, sei ammesso al trattamento. Se ti mettono meno, resti in manicomio. Se ti mettono al punto di domanda vuol dire che sei sulla strada buona, ma devi fare di più per essere trattato. Con i bambini si usano le iniezioni, con i malati di mente si usa il gas. Si è sperimentato lì l'uso del gas. Essi vengono trasferiti. Sono dei grossi pullman con i vetri oscurati. In base a delle bolle d'accompagnamento prelevano i loro pazienti. 30, 40 persone ammassate lì dentro per viaggi che benché Hitler gli vada riconosciuto, ha costruito grandi opere pubbliche come le autostrade, non erano certo confortevoli e se duravano 2 giorni ti facevano impazzire. 2 giorni senza mangiare, 2 giorni senza bere, 2 giorni dentro una camicia di forza. Diventano matti. Non è una consolazione sapere che qualcuno lo era già, no? Perché la paura è qualcosa che ha a che fare con l'umano. Sei vita indegna di essere vissuta, sei al di sotto di un parametro. E quindi quando arrivi comunque sia dignitosamente in questi luoghi, lì si mandava a fare una doccia, ma spesso dopo la doccia non c'era più bisogno d'altro. I malati trasferiti dai manicomi in questi centri vengono uccisi praticamente subito o quasi subito, ma è importante fare presto perché è importante contenere le spese, perché c'è un altro carico che sta arrivando. Le attenzioni venivano date, veniva fatta una visita medica di precisione prima di avviare alle camere a gas in forma di docce. Questa visita medica serviva a verificare l'eventuale presenza di denti d'oro. Chi li aveva veniva marchiato con un pezzo di nastro adesivo sulla schiena perché era un peccato buttarlo via, no? Era un peccato buttarlo via. I corpi venivano cremati, ovviamente, nei forni, ovviamente. Siamo molto spiacenti dover comunicare che sua figlia, trasferita il 19 febbraio 1939 in questo istituto per decisione del commissario alla salute del Reich, è deceduta improvvisamente il 18 gennaio per arresto cardiaco. Considerando la gravità della malattia da cui essa era affetta, la vita per la defunta non era che una sofferenza, per cui la morte deve essere considerata una liberazione. Essendoci
In questo periodo, pericolo di epidemia all'interno dell'istituto, le autorità di polizia hanno ordinato immediata cremazione della salma. La preghiamo di comunicarci a quale cimitero inviare urna per le ceneri. Per ogni informazione la preghiamo di scriverci perché le visite sono proibite da polizia per ragioni sanitarie. $5.000 sono i bambini più o meno ufficialmente censiti in Action T4 come sterminati. Ma nessuno è stato trattato senza il consenso dei genitori. Il consenso era un trattamento. Comunque sia, Action T4 finisce improvvisamente il 1° settembre 1941, così come era cominciata, il 1° settembre 1939 in maniera ufficiale. Perché se devi ammazzare la gente, una legge che coincida con l'inizio di una guerra è più sopportabile. È come se ci fosse uno stato marziale. Ma il 1° settembre la guerra non è stata dichiarata solo al resto del mondo, ma anche ai propri cittadini al di sotto dei parametri. Se in 2 anni, in 6 manicomi, muoiono 10.000 persone, 5.000 all'anno, qualche domanda te la fai o no? La brava gente di Hadamar si chiedeva che cos'era quel fumo, lo sapevano. Le dame di carità, perché non ditemi che nel partito nazista non v'erano dame di carità, perché io sono convinto che ce n'erano, e di altissima qualità morale, donne di chiesa che, sentendo sussurrare che ammazzavano i bambini, avranno detto in buona fede: se il Führer sapesse, se Hitler non può aver saputo tutto. Il capo è sempre innocente, sono dei maiali vicino a lui che hanno combinato questa porcata. Quello che fa il leone di Münster, il vescovo von Galen, merita di essere narrato e indicato come esempio e ricordato. Un uomo in chiesa dice: questi sono omicidi ed è uno sterminio. Queste sono un frammento delle parole di Galen. Hai tu, Hast du, habe ich, Ho nur io so lange das Recht zu leben, il diritto solange wir produktiv sind, alla vita solo finché siamo produttivi, ritenuti solange wir von produttivi da anderen altri. als produktiv anerkannt werden. Se si ammette il principio Wenn ora man den Grundsatz aufstellt è und applicato che anwendet, l'uomo improduttivo dass man possa den essere ucciso. unproduktiven Mitmenschen töten darf, Guai a tutti dann noi, wehe uns guai a allen, tutti wenn wir noi alt quando und saremo alt vecchi e und schwach decrepiti. werden. Se possono wenn uccidere man gli die unproduktiven improduttivi, Mitmenschen töten darf, guai agli invalidi, dann wehe den Invaliden, che die nel im processo produttivo hanno Produktionsprozess impegnato ihre le forze, Kraft, le ossa ihre sane gesunden e le hanno Knochen perse. eingesetzt, geopfert und eingebüßt haben. Guai ai soldati Dann wehe che tornano in unseren patria braven mutilati e Soldaten, invalidi. Chi è al schwer sicuro Kriegsverletzte della als sua Brücken, vita? als Invaliden in die Heimat zurückkehren. Lo censurano, Dann ist der Mord an uns allen freigegeben. lo censurano. Ma Hitler dice: basta, puoi essere il grande dittatore, ma se in fianco a te non hai quella cosa che si chiama consenso, sei finito. E qui il rischio è troppo grande. Se perdiamo consenso, la gente ha mangiato la foglia, dice: basta, chiudete quei luoghi. Ufficialmente T4 cessa. E abbiamo anche il bilancio. Questo lo hanno trovato quasi subito. Diceva, è stato Bis zum calcolato 1. September 1941 fino al 1 settembre 1941 wurden desinfiziert sono stati disinfettati 70.000
273 Personen. pazienti. È nero su bianco. 70.273 persone, ma è diverso da quello che vi ho detto io all'inizio, che manca qualcuno, giusto? Ne mancano tanti. 300.000 è una stima, in certi conteggi sono meno, ma in ogni caso ne mancano tantissimi. E quei tanti cominciano a morire fuori da Action T4. Finisce solo ufficialmente. La mortalità negli ospedali psichiatrici esplode. E come li fai morire? Perché c'è la guerra da mandare avanti. Non possiamo sfamare certe bocche. Sono nutzlose Essen. Mangiatori inutili. Il concetto di mangia sbafo, se tu hai un fardello da portare sulle spalle, diventa più pesante da reggere. Cosa possiamo fare per ridurre questi mangia sbafo nei manicomi? Alza la mano il direttore di un manicomio del sud della Germania. Si chiama Valentin Faltlauser e dirige l'ospedale psichiatrico di Kaufbeuren-Irsee. Ed è anche uno dei 12 psichiatri che esaminano le cartelle di Action T4, qui c'è il suo nome. Alza la mano e dice: noi a Kaufbeuren-Irsee abbiamo risultati migliori. Applichiamo una dieta assolutamente povera di grassi. La chiamo dieta E. Una dieta povera di grassi. Il nostro sogno, vero? Vedi come le parole cambiano di significato. Questa è una dieta assolutamente priva di grassi. Assolutamente. Diventa ufficiale per tutti i manicomi del sud della Germania la dieta E di Kaufbeuren. Secondo il dottor Faltlauser, in un tempo variabile da 6 a 10, 12 settimane i malati muoiono per edema da fame. Funziona la dieta E. È per quelli che non... per quelli con cui non funziona la dieta si può ricorrere a iniezioni, psicofarmaci, barbiturici, in overdosi, in maniera da sospendere le funzioni vitali del malato, fare in maniera che poi egli muoia da solo. Quando dicevano che il paziente era morto e che la lettera di solito arrivava alla famiglia in leggero ritardo sul decesso, era scientifico. A termini di regolamento non potevano reclamare gli effetti personali oltre 14 giorni dalla data del decesso. Le lettere venivano mandate in ritardo, così nessuno poteva reclamare nulla. E io mi ero chiesto a chi potevano interessare le povere cose contenute in una valigia di un bambino avviato a un centro per il trattamento delle malattie o di uno che ha passato la vita in manicomio. A chi possono interessare gli stracci, i 4 poveri vestiti di questa gente? E poi ho pensato alle cataste di scarpe di Auschwitz, alle cataste di capelli di Auschwitz, alle cataste di cappotti di Auschwitz. E ho pensato che in un'economia di scala queste cose sono commodities, materia prima di un'economia di guerra. Ma c'è un'altra cosa che ho pensato, che la cosa più preziosa di queste persone non la portavano nei vestiti, nei denti d'oro, no, ce l'avevano addosso. Più gravi erano le malattie, meglio era. Mai la scienza medica, la ricerca medico-scientifica ha avuto a disposizione una simile scelta di campioni umani
parti anatomiche, cervelli per la ricerca. Le migliori tavole anatomiche di cui disponiamo sono ancora quelle realizzate in Germania in quegli anni. Ciò che sappiamo sul caldo e sul freddo dipende dagli esperimenti fatti nei campi di concentramento. Ernest Lossa, 1929-1944. Adesso ve ne parlo. Prima però... Allora, chi era questo bambino? Lossa è uno zingaro bianco. Quindi lui era già lì. E la sua storia è... Lui viene tolto alla famiglia, perché la sua famiglia evidentemente non corrisponde ai requisiti di chi deve avere la patria potestà. È messo in orfanatrofio. Una professoressa del Kaiser Wilhelm Institute che si chiama Hell, dottoressa Hell, va a visitarlo in orfanatrofio e fa questa diagnosi. Si tratta senza dubbio Es di uno handelt sich bei Lossa Ernst psicopatico. zweifellos um einen an sich gutmütigen, Già. È aber di buon völlig cuore, willenlosen, haltlosen, ma totalmente fast privo di volontà, durchschnittlich begabten, instabile, triebhaften Psychopathen. mentalmente Bei quasi seiner starken normodotato, Triebhaftigkeit voraussichtlich impulsivo nicht però. gewesen wissen, Probabilmente Lossa seinen non potrà Willen mai durch più Strafe migliorare und in sehr modo einsichtige sostanziale. Führung so weit zu stehlen, Tuttavia si dovrà tentare con una guida molto Nach rigida Schulentlassung wird man ihn di zwecks Erlernung agguerrire la sua eines volontà perché in non einer vada indietro. geschlossenen Anstalt verwahren Dopo müssen. la scuola lo mandiamo in un istituto per insegnargli un mestiere. Lossa potrebbe essere produttivo, però la dottoressa cambia idea di lì a poco. Questo giovane senza controllo è un pericolo per tutti, per questo deve essere rinchiuso in manicomio. Non è possibile sopportarlo in un normale istituto perché tutto l'ordinato lavoro di educazione di un intero gruppo soffre della presenza di un ragazzo anormale o asociale per il quale non ci sono possibilità di successo educativo. Ma quante professoresse conosco io che potrebbero applicare la stessa diagnosi a un terzo delle loro classi? Cosa fanno? Li mandano in manicomio? Lossa va in manicomio perché non ha un insegnante di sostegno. Arriva, dove lo mettono? A Kaufbeuren. E lì Ich lebe doch nicht mehr lange. c'è la dieta E. Diagnosi a Kaufbeuren sul giovane Lossa arrivato vivace, inquieto, psicopatologie però non evidenti. Tra parentesi una nota, ruba quello che può. Rompiballe. Così lo mandano a Irzee. Irzee è la dépendance, è il luogo dove non si vive a lungo. Ich lebe doch nicht mehr lange. Dopo un tentativo di dargli lavoro, Lossa ruba ancora, riesce a prendere la chiave della cantina delle mele, dà mele agli altri ammalati. Se dai mele agli altri ammalati, diventi popolare. Se dai mele a chi ha la dieta, gli rovini la dieta. Lossa, nel braccio della morte, dove si resiste al massimo 9 settimane, resiste 1 anno e mezzo. È un problema. Gli infermieri si rifiutano di fargli le punture. Lo conoscono troppo bene. È divertente. Per ammazzare Lossa viene chiamata dal reparto donne un'infermiera, Pauline Kneisler, molto esperta, è stata anche sul fronte russo, dove ha partecipato, pare, all'attività degli squadroni di angeli della morte specializzati nel fornire eutanasia ai soldati con ferite incurabili. Lossa muore 9 agosto 44. Al processo su quanto accaduto a Kaufbeuren Irzee testimonia uno degli infermieri raccontando questo.
L'ossa era consapevole della morte innaturale che lo attendeva. Doveva aver visto pazienti che ricevevano pastiglie o iniezioni particolari, sapeva di essere destinato a rimozione, di dover morire presto. Nel pomeriggio del giorno prima di morire mi regalò una foto con dedica. C'era scritto in memoria, la foto è questa. Gli chiesi perché in memoria e lui rispose tanto io non vivo a Ich lebe lungo. doch nicht mehr lange. Und erklärte, Voglio morire quando sei in möge turno aber tu, doch sterben, solange ich noch da wäre. così mi metti bene Weil nella bara. Oster dann wüsste, dass schön eingesagt würde. Però non ero in turno io. In der hier genannten Woche. Im Laufe des È morto al Tages, pomeriggio. etwa gegen 4 Uhr nachmittags, ist er dann, ohne das Bewusstsein wieder zu erlangen, gestorben. La diagnosi è broncopolmonite. Nei tempi preistorici dell'umanità la selezione delle qualità della resistenza, dell'eroismo, dell'utilità sociale fu praticata esclusivamente da fattori esterni. Oggi questo ruolo va assunto da un'organizzazione sociale, in caso contrario l'umanità per mancanza di selezione sarà annientata da fenomeni degenerativi. Konrad Lorenz, 1940. Lorenz, quello delle papere. Lorenz, quello della barba bianca. Lorenz dell'uomo incontrò il cane. Lorenz il premio Nobel. Lorenz diventa nazista perché è eugenista, perché è convinto che il bene stia nella soluzione di un problema ereditario. Per farsi una coscienza tocca studiare almeno altrettanto che per farsi una scienza. E tutta questa brava gente alla fine avrà pagato il suo prezzo. L'ho detto all'inizio, il dottor Faltlauser è stato arrestato, giusto? Certo, guardali là. Conti, Brandt, Brack, Buller, Frick. Questi sono criminali di guerra. 2 di questi, Conti e Buller, si suicidano. Gli altri vengono impiccati. Processo di Norimberga. E gli altri? Oh sì, anche il dottor Faltlauser viene arrestato. Condanna, 3 anni di carcere. Infermiera Mina Wörle, 211 bambini uccisi. Wird irgendetwas mit mir geschehen? Certo che ti succederà qualcosa. 18 mesi di carcere. Io sono convinto che il tribunale che ha fatto quella sentenza oggi ci ha fatto un favore. Ha aperto una finestra per dirti che i cattivi non sono tutti dentro. Non ce l'hanno scritto nel DNA. La responsabilità personale c'è. Certo, questi hanno ucciso, ma come sono stati giudicati? Sono stati giudicati esattamente come le assicurazioni pesano le vittime degli incidenti stradali. Se tu tiri sotto qualcuno, non danno a tutti lo stesso indennizzo. Ci sono i parametri. Maledizione. E tra di noi li usiamo i parametri nel pesare le vite.